Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Linea Diretta, quella che diventerà un appuntamento abituale su Rete Veneta dalle 13:15 fino alle 14 circa per parlare dell'attualità, gli approfondimenti che riguardano la nostra regione, il nostro territorio, con la vostra partecipazione, perché ai dibattiti che si susseguiranno in studio potete partecipare anche voi telefonando al numero che vedete in sovraimpressione, vale a dire lo 049 76 25 613. Oggi parliamo di servizi, assistenza anche economica alle persone non autosufficienti. Ne parliamo perché dopodomani, il 6 febbraio, a Mestre ci sarà una manifestazione indetta dai sindacati dei pensionati. Ne parliamo quindi con Adolfo Berti, segretario generale dei pensionati della CISL del Veneto, e buongiorno Berti innanzitutto e benvenuto. A tutti, e con Sabrina Dorio che invece è segretario generale della CISL del Veneto. Non generale, segretario e basta. Buongiorno Dorio. Dunque Berti, come mai i sindacati tornano in piazza dopodomani? Credo che tornano in piazza perché ormai siamo, come dire, esasperati rispetto ad una situazione che si sta aggravando ogni giorno di più. Il problema degli anziani in questa regione è un problema che ovviamente anche per i motivi che tutti conosciamo, che sono quelli della crescita dell'età e compagnia bella, il problema degli anziani si sta acutizzando. Abbiamo purtroppo rispetto a questo un numero crescente di anziani non autosufficienti, in parte vivono nelle case di riposo, in parte vivono nelle famiglie, e noi siamo preoccupati sia per gli uni che per gli altri, ma soprattutto perché rispetto ad una regione che fino a qualche anno fa aveva come obiettivo l'assistenza sociosanitaria, l'integrazione sociosanitaria, oggi ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale gli anziani delle famiglie sono sostanzialmente, come dire, consegnati alle famiglie, abbandonati all'assistenza delle famiglie, le quali famiglie sono sempre più in difficoltà, e gli anziani che vivono nelle case di riposo sono in estrema difficoltà anche quelli perché non riescono più con le proprie pensioni, che sono pensioni basse, a pagare le rette delle case di riposo. Prima di entrare nel merito, Berti, mi scusi se la interrompo, noi stiamo vedendo anche dei cartelli in cui si parla di tagli da parte della Regione. Innanzitutto però iniziamo a circoscrivere il campo. Chi sono le persone non autosufficienti? Le persone non autosufficienti sono quelle persone che ad un certo punto della vita, proprio perché oggi, come dicevo prima, l'aspettativa di vita è molto più lunga che in passato, ma con l'aumento dell'età aumenta anche la possibilità di contrarre malattie cronico-degenerative, malattie che sono proprie dell'età anziana, malattie cronico-degenerative che se non prevenute, diciamo, portano con gradualità alla non autosufficienza, per cui il non autosufficiente è quella persona, che può essere anziano ma può essere anche un giovane. Infatti stavo adulto. per chiederle, è una tematica che può riguardare però anche persone certo. che anziane non sono, ma Certo. hanno contratto delle... E quindi è quella persona che nella quotidianità non riesce ad espletare quelle cose che per una persona normale sono normali, sono normale attività, per esempio, che so, alzarsi dal letto spontaneamente, andare a fare la spesa, muoversi all'interno della casa, prepararsi i pasti. Tutte queste cose a un certo punto della vita diventano difficili da attuare. Per cui, soprattutto per quel che riguarda gli anziani, ci troviamo di fronte ad un altro fenomeno che aggrava questa situazione, che è quella che ormai gli anziani per buona parte vivono soli. Le faccio un'ultima domanda, poi passiamo a parlare col segretario Sabrina Dorio. Che numeri ci sono? Che numeri hanno gli anziani in Veneto? Allora, innanzitutto, quando è che una persona si può definire anziana? Statisticamente, normalmente l'età anziana viene convenzionalmente dopo i 65 anni. A 65 anni si inizia ad diventa essere anziani. In Veneto noi abbiamo circa il 21,8% di anziani della popolazione, di cosiddetti anziani ultra 65 anni, che sono attorno al 1 milione in Veneto ormai. Tantissimi, quindi in una popolazione di circa 5 milioni di Esattamente, ma abitanti. la cosa che è
alla quale bisogna essere molto attenti e alla quale dovrebbero essere attenti soprattutto le autorità politiche, è quella che questi anziani aumenteranno in maniera esponenziale, soprattutto adesso in tempi di baby, cioè adesso arrivano alla pensione ai 65 anni quelli che sono nati nel baby boom. Il cosiddetto baby boom. Quindi sono numerosissimi, quindi questo è un problema serio che la politica deve affrontare, cioè una politica che non guarda al futuro. Questa società non sarà più quella di una volta, sarà diversa. Dunque, lei ha chiamato in causa la politica, effettivamente esiste una legge regionale del 2009, che cosa prevede? Beh, intanto va detto che questa è una legge regionale che è stata fortemente voluta dal sindacato e su cui i pensionati hanno messo in piedi una mobilitazione molto forte per riuscire a portarla a casa. Eravamo a fine 2009, nel 2010 si votava e quindi per noi era fondamentale portare a casa prima della fine della legislatura questa legge. Perché è una legge importante? Innanzitutto è l'unica in Italia che prevede in modo organico, dalla definizione di non autosufficienza con un termine, come spiegava prima Adolfo, piuttosto ampio, perché ricomprende all'interno non soltanto le persone che non sono in grado di espletare quelle funzioni ordinarie della quotidianità e della vita, ma anche le persone con disabilità che richiedono un'assistenza continuativa, riabilitativa o assistenziale nel tempo, quindi anche i giovani. Oltre a questo prevede tutta un'articolazione dal tipo di prestazioni che vanno erogate al domicilio nelle strutture assistenziali, da come deve essere presa in carico la persona nella sua globalità, quindi i bisogni fisici, sociali, le condizioni socio-economiche. Quindi da un lato è previsto un finanziamento per le famiglie che hanno questo problema, dall'altro c'è comunque un'erogazione di servizi. Sì, perché è una legge molto importante, perché non dice soltanto costituiamo un fondo e ci mettiamo questi soldi, che in origine sono i soldi storici che sono stati raccolti all'interno di questo fondo, quindi da allora il fondo non è mai stato più implementato ed aumentato. Stiamo lottando di anno in anno con i bilanci perché non venga tagliato, piuttosto perché sono tutte risorse che derivano dal fondo sanitario. Quindi non è stato adeguato all'inflazione. E quindi no, questo assolutamente no. Fino a 3 anni fa ogni anno anche la quota sanitaria che la Regione pagava alle case di riposo veniva aumentata ogni anno di un 2,5% e si chiedeva in cambio alle case di riposo di non aumentare il costo sulle famiglie della quota alberghiera. Sì. Da questa nuova legislatura il meccanismo è saltato, non esistono più contributi per le assenze per maternità, perché ad esempio le strutture assistenziali hanno tutte le materie. Ma in che senso è saltata? Se la legge c'è dovrebbe essere allora, sempre in vigore. È stata fatta la legge che è molto importante, sì, e che prevede una serie di aspetti positivi, ma la legge ma sono stati tagliati dei pezzi di finanziamento. Questa è la prima parte, cioè prima le strutture, quindi automaticamente quando aiuto la struttura ho meno costi per la famiglia e indirettamente aiuto anche la famiglia ad avere una retta meno alta. Alcuni meccanismi storici di finanziamento sono passati, che non erano il fondo in sé, ma erano finanziamenti a sostegno delle strutture assistenziali pubbliche, in particolare perché le pubbliche, perché quando una persona nel pubblico si ammala o sta in malattia, la struttura la paga al 100%, non è come nel privato che paga l'INPS. Sì. Quindi anche quando si parla di costi del pubblico o costi del privato, bisognerebbe conoscere, no, le differenze. L'altro aspetto è che però la legge, di fatto, per essere una legge che dà risultati, dovrebbe essere anche regolamentata. Altrimenti alle famiglie non si riesce a dare quel beneficio vero che è non solo quanti soldi ti do, ma chi li do, perché la legge prevede la regolamentazione anche dell'equità d'accesso ai servizi, oggi non c'è. Ma quindi fino ad ora questa legge, che abbiamo detto è datata 2009, non ha funzionato a pieno regime? No, la parte che sta funzionando di questa legge fondamentalmente è innanzitutto la costituzione del fondo, su cui, ripeto, ogni anno facciamo la battaglia sul bilancio per averne garanzia, e quest'anno il bilancio, siccome ci sono le elezioni, la Regione non ha neanche approvato. Quindi quanto riceve una famiglia che ha diritto all'assistenza per un anziano non autosufficiente? Dipende, perché non è gli assegni di cura che vengono assegnati alle famiglie non sono uguali per tutti, sono calibrati in base alla gravità della malattia, al livello di non autosufficienza e in base al reddito della famiglia. E quindi rispetto a questo possono arrivare a circa 522 euro, mi pare, al massimo, sì. Però possono essere anche, che so, 200, di 200 euro per essere chiari, quindi sono graduati, non sono più cifre congrue, diciamo, che soddisfano il fabbisogno. No, assolutamente, sono cifre che sicuramente non fanno fronte alle necessità di un anziano non autosufficiente o di un disabile che vive in famiglia. Quanto ci vorrebbe?
Di quanto Secondo bisognerebbe noi aumentare? bisognerebbe arrivare almeno al di sopra dei 1.000 euro. Quindi parliamoci chiaro, se un anziano, una famiglia è costretta, per esempio, siccome magari i componenti della famiglia lavorano e sono costretti magari ad avere la badante, è chiaro che la badante costa al di là dei 1.000 euro. Quindi, dei 500. altro che i 500, ma pensiamo anche che rispetto a questa questione ci sono poi, gli anziani hanno pensioni basse. Noi abbiamo quasi il 70% degli anziani del Veneto che percepiscono come pensione meno di 1.000 euro. Quindi si capisce... Quasi il 70%. Sì, al di sotto di 1.000 euro. Al di sotto di 1.000 euro. Abbiamo grosso modo un 40% che è al di sotto dei 600 euro. Quindi con situazioni di questo tipo è chiaro che le famiglie che hanno questo problema sono sottoposte a uno stress non solo come dire, psicologico, ma anche economico rispetto a queste Quindi chiediamo, questi finanziamenti servono a coprire quali spese? Quelle della badante, diceva lei, poi dei medicinali. I medicinali, però l'anziano non autosufficiente in casa deve essere per forza di cose assistito, quindi ci deve essere sempre una persona presente, perché come si diceva prima, se non è in grado di andare in toilette da solo, se non è in grado di nutrirsi da solo, se non è in grado di muoversi, c'è sempre bisogno che ci sia qualcuno. E quindi rispetto a questo, spesso, e questa è una cosa che purtroppo tocca alle donne, quasi sempre, spesso un familiare è costretto a restare a casa e non andare a lavorare. Dunque abbiamo una telefonata in linea, credo, vediamo. Pronto? 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 Sentiamo che c'è qualcuno, ma probabilmente non ci sente. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Eccoci, siamo qui. Ci sente? Sì. Ecco, come si chiama? Mi chiamo Francesco Farà. Da dove chiama? Io chiamo da Padova. Benissimo, prego, ci dica. Allora, stia attento, ho sentito dei tagli che la Regione vuole fare sulla non autosufficienza. Sì. Che a me, che ho un disabile in casa, verrà a mancare l'assegno di sollievo che attualmente attraverso l'assistente sociale del comune percepisco. Vorrei chiedere a questi signori cosa devo fare, come farò io per poter continuare ad avere quello che avevo finora? Benissimo, la ringraziamo Francesco. Dunque, i tagli innanzitutto ci sono, si è parlato di 125 milioni di euro. Allora, da una parte i fatti. Allora, Sì. Sui fogli del bilancio che non è ancora stato approvato c'è scritto che il fondo per la non autosufficienza resta invariato, poi vedremo alla fine, dopo le elezioni, cosa voteranno. Nel frattempo è stata fatta una delibera che dice: siccome a Roma ci tagliano il finanziamento, che per il Veneto corrisponde a circa 200 milioni, perché ci sono stati una serie di tagli al finanziamento della sanità con la spending review negli ultimi mesi. Parliamo di 200 milioni per tutta la sanità. 200 milioni per la sanità del Veneto. Sì. E siccome con quei 200 milioni noi finanziamo anche gli extra LEA, adesso diciamo cosa sono gli extra LEA, che incidono per 125 milioni, qualcosa di più, Ecco, forse noi andiamo a blindare, adesso spieghiamo cosa sono, andiamo a congelare, perché loro parlano di congelamento da gennaio, con questa delibera che è stata appena fatta, è molto contestata subito da noi, ma poi da tutto il mondo dell'associazionismo sindacale, delle famiglie, insomma, e delle varie malattie anche rare che adesso vedremo, che finora avevano dei benefici dall'erogazione di questi extra LEA, e che questa delibera dice: noi li congeliamo, fra 3 mesi verifichiamo i conti delle USL, se i bilanci sono messi come diciamo noi possono pagare, altrimenti no, che vuol dire non pagano, perché la maggior parte delle USL del Veneto è in una condizione per cui fra 3 mesi non riuscirà a portare a casa quei risparmi che la Regione ha chiesto ai direttori generali, che tra l'altro sono appena stati nominati, e quindi un direttore generale nuovo in un'USL nuova ci mette almeno 6 mesi per capire dov'è. Quindi fra 3 mesi voglio vedere i risultati di bilancio, chi li modifica, bisogna poi comunque nel frattempo le chiede, durante questi 3 mesi... E intanto dicono alla gente: noi congeliamo tutto fra 3 mesi. Cosa è successo un minuto dopo? Che già qualche persona che ha i buoni per acquistare gli alimenti senza il glutine perché ha la celiachia si è visto dire no, i buoni sono ritirati e via dicendo. Ed è una delibera che non è ancora attuativa, perché è una delibera che deve passare in 5ª commissione consiliare. Allora, dopo le 1000 proteste, cosa accade? Che la 5ª commissione, d'accordo con l'assessorato, e quindi è stato coinvolto anche il governatore Zaia, si dice no, congeliamo il congelamento della delibera, paghiamo quello che c'è da pagare. Congeliamo il congelamento? Sì. Congeliamo il congelamento.
anche perché una delibera, si chiamano CR, finché non vengono definitivamente approvate dalla Giunta, tornate dal Consiglio regionale, non sono attuative, quindi nessuno poteva bloccare i buoni per i celiaci o gli assegni di cura per i pazienti non autosufficienti al domicilio, però l'avevano fatto lo stesso. Quindi ho detto fermiamo tutto, fra 3 mesi facciamo le verifiche, intanto codifichiamo cosa è veramente importante degli extra LEA tenere e cosa no, e nel frattempo le cose vanno avanti. La sostanza qual è? Che dentro a questi 125 milioni si chiamano extra LEA, cioè livelli essenziali di assistenza extra, quindi aggiuntivi. I livelli essenziali di assistenza li decide Roma. L'ultimo elenco del 2001, Balduzzi a fine anno pensava di aver fatto... Cioè spiegano quali sono... Spiegano però proprio un elenco, no? Io chiedo allora, anche proprio... Sono 3 macro aree intanto. I livelli essenziali di assistenza si dividono in 3 macro aree: l'assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera. All'interno di queste 3 macro aree c'è un elenco di servizi. E queste si chiamano LEA? Sono gli LEA, quindi i livelli essenziali delle prestazioni. Io dico in ospedale, nel territorio, nel posto di lavoro e per l'assistenza sanitaria collettiva, generale, lavoro o di vita privata, io ti dico che hai delle prestazioni che sono essenziali, che io cioè ti devo dare in modo universalistico come paese, come servizio pubblico. Che cosa vuol dire? Che se sono diabetico ho una patologia cronico-degenerativa che prevede che divento esente per patologia cronica e quindi ho diritto, come LEA, a prestazioni di controlli degli esami del sangue, ai farmaci, alle siringhe, all'insulina, cioè essendo una patologia protetta dai LEA, è per fare un esempio, no? Sì. Ci sono le malattie rare, ma le malattie rare rientrano negli extra LEA, perché l'elenco, dicevo, dei LEA è del 2001, Balduzzi, il ministro, pensava di aver fatto il botto entro fine anno con una rivisitazione dell'elenco, introducendo tipo il parto indolore come prestazione essenziale, eccetera, e altre prestazioni, alcune entravano, alcune uscivano, la cosa non è passata, quindi abbiamo ancora i LEA del 2001. Nei LEA del 2001, ad esempio, non c'è l'assistenza domiciliare, cioè non come assistenza domiciliare tipo sanitario, quella è prevista, ma la domiciliarità, cioè quella pagata con le prestazioni che diceva prima Adolfo. Della badante. Della badante per intenderci, Sì. Ma non solo, perché in Veneto abbiamo l'assegno di cura diviso in 3 fasi, base, Alzheimer e assistenza con la badante, quindi in base al tuo reddito, più problemi hai, quindi l'assegno di cura di base può averlo chiunque. Se in più la persona non autosufficiente ha un problema di Alzheimer, c'è un valore aggiuntivo. Se poi invece dichiari di avere un assistente familiare, una badante per almeno 25 ore alla settimana col contratto di lavoro e dimostri, ti danno un contributo. Questo è sempre legato al reddito, ovviamente. Allora, cosa è saltato? Prima di tutto questo, perché dentro a quei 125 milioni c'erano 56 milioni di domiciliarità. E quindi quando si è detto alle famiglie congeliamo tutto, salta, è chiaro che anche per noi quello che parte è il panico, perché vuol dire azzerare quel minimo servizio che viene dato alle famiglie. Perché è minimo? Perché dentro a un fondo della non autosufficienza oggi di 721 milioni di euro in Veneto, di cui 650 circa vengono usati per gli assegni, per le impegnative, per le case di riposo in sostanza, cioè io vado in casa di riposo. Mediamente 1.500 euro li mette la regione per la parte sanitaria, 1.500, 1.600, 1.800 dipende da dove abito, dal tipo di casa di riposo, li mette la famiglia, la persona. Allora, quello che saltava non era il servizio nella casa di riposo, ma tutti i servizi domiciliari, partivano gli aiuti alle famiglie e questo è demenziale perché nella nostra regione 56 milioni su 721 sono veramente pochi e noi da anni lottiamo per dire aumentiamo le risorse per aiutare le persone a casa senza diminuire quelle per le case di riposo. Dunque adesso noi siamo sotto elezioni, per cui presumo che non prendono decisioni, hanno congelato non vengono tutto, prese questo decisioni, è il dramma. però saranno state fatte delle promesse forse, visto che siamo in campagna elettorale. Berti, vi danno più ascolto adesso che siamo in campagna elettorale? Allora, diciamo che più che darci ascolto ci hanno di fatto concesso o aperto un tavolo tecnico per discutere dell'applicazione della legge sulla non autosufficienza. Questo è un tavolo che sta funzionando, per modo di dire, ma... Quando è stato aperto il tavolo? 2 mesi fa. Perché per modo di dire funziona, dice? Perché abbiamo l'impressione che rispetto ai ritmi che sono stati, che si hanno al tavolo ci sia l'obiettivo di prendere tempo. Ci sia l'obiettivo di non chiudere questa vicenda subito. Di fronte a disponibilità verbali
della giunta, dei suoi tecnici e compagni, noi ci troviamo di fronte ad una lentezza incredibile che ci fa pensare che una volta passate le elezioni ritorneremo a prima sostanzialmente, quindi alla non applicazione della legge. Come è messo il Veneto rispetto al resto d'Italia da questo punto di vista? È una buona legge regionale, seppur ancora non del tutto applicata quella che abbiamo? È una legge molto avanzata, è una legge che, come diceva prima Sabrina, dispone rispetto all'assistenza agli anziani non autosufficienti servizi e come dire, contributi diremmo non sufficienti oggi per la carenza delle risorse, ma che anche con le attuali risorse potrebbe razionalizzare l'assistenza agli anziani, risorse che a parer nostro adesso sono male usate. Quindi ci sarebbero, ma non sono ben utilizzate. Abbiamo sì. un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, mi chiamo Michela e vengo da San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Si dica. Io avrei proprio qualcosa da dire in merito, in quanto io ho il caso di mio nonno, per esempio, che per uno scompenso cardiaco adesso è a casa con noi praticamente con un letto che ci ha dato appunto l'ospedale. Siamo andati al distretto per fare la richiesta di fornitura, ovviamente di panni, pannoloni, eccetera, perché ovviamente ne necessita non potendosi alzare dal letto, e abbiamo sentito che c'è stato proprio un taglio in queste forniture del 5% per tutte le famiglie, ovvero indistintamente dal tipo di caso più o meno grave. Ora io dico, questo è veramente un qualcosa di disagevole per le famiglie, perché comunque devono fare i conti sia con una persona che non può più vedere a se stessa e ovviamente anche con i costi che questo comporta. Quindi volevo capire un attimino in questo senso come ci si muoverà. Benissimo, la ringraziamo. Dorio. Questi sono gli effetti della spending review, anche se secondo me c'è una distorsione applicativa da parte dell'USL di questo, cioè la spending review, cioè la famosa legge 135 del governo Monti della scorsa estate, prevedeva una serie di interventi sia sulla farmaceutica che sulle forniture di beni e servizi, che sul personale, sulla convenzionata, eccetera. Sui beni e servizi è previsto per il 2012 un taglio del 5% della spesa e del servizio. Vuol dire che se io ho una cooperativa che mi fa le pulizie, non solo devo pagarla il 5% in meno, ma deve anche lavorarmi il 5% in meno. Quindi anche, addirittura un'ingerenza a livello nazionale, perché è a livello regionale e aziendale che decido poi con la cooperativa se le basta farmi uno sconto più o meno alto piuttosto. Però detto questo, l'imposizione c'è ed è di legge, e di conseguenza le USL cosa devono fare? Rivedere tutti i contratti ricontrattare, in ogni caso tagliando la spesa, meno 5% nel 2012, meno 10% nel 2013. Il fatto che io compro a un prezzo più basso una serie di beni e di servizi non vuol dire però che all'utente, cioè al diabetico, se già oggi gli do, mi invento 80 siringhe al mese e gliene servono 100, non è che domani posso dargliene 70 di siringhe, perché c'è il taglio della spesa. C'è un problema che noi continuiamo a dire, che io devo risparmiare, ma su altri capitoli, cioè io non posso tagliare sulle prestazioni da dare all'utenza, perché se il risultato è questo, c'è qualcosa che salta nel meccanismo di riorganizzazione, perché il titolo di quella legge della spending review diceva ad invarianza di servizi ai cittadini. O questo viene rispettato, ed è responsabilità delle direzioni e della regione, secondo noi ancora di più, perché sono state fatte delle circolari regionali, a questo punto sono scritte male o interpretano male i direttori generali, o chi applica le disposizioni regionali e nazionali. Però non può essere che ai cittadini vengano tagliate le prestazioni perché lo dice la legge, e a questo punto io credo sia corretto che la signora e chi si trova in queste situazioni faccia la segnalazione a livello non soltanto distrettuale, perché sono quelli che gli dicono abbiamo le mani legate, devo dare di meno come disposizione, ma a questo punto fare intervenire anche con le organizzazioni sindacali a livello territoriale, quindi rivolgersi alle nostre rappresentanze a livello locale. Perché poi ci sarà uno scaricabarile se assolutamente, uno dice non è nostra competenza, assolutamente, quegli altri. Tant'è che noi siamo intervenuti subito sulla spending dicendo ai direttori generali dovete prendere in mano tutta la situazione complessivamente e guardare quante luci accese ci sono in più, quanta acqua corre nei rubinetti non manutentati e vedere anche gli sprechi. Infatti lei prima di parlava riorganizzazione. di risorse che ci sono ma che sono mal utilizzate, quindi ci sarebbero delle spese che si possono tagliare. Ma questo nella per esempio voi avete una dappertutto. proposta? Noi le abbiamo fatte le nostre proposte, cioè, dove che si può tagliare? Su tutti i campi, però questo io posso fare dei capitoli delle macro aree, no? Come dicevo adesso,
non sono banalità, se noi andiamo negli uffici pubblici il riscaldamento è sempre a 1000, quindi c'è la possibilità, perché magari è centralizzato, regolato in altre stanze, a livello di centrali, che regolano il calore, e quindi le persone cosa fanno? Aprono le finestre per non morire soffocati. Sì. Allora, esiste dal riscaldamento alla gestione dell'acqua, anche dagli appalti dei pasti, perché guardate che 20 anni fa c'erano i vecchi carrelli che davano la minestrina al minestrone e pasta in bianco ed era veramente poco, però oggi abbiamo menù che portano a 6-7 tipologie di primi e secondi, con l'acqua, la frutta, il budino, quando le persone in ospedale ci stanno pochi giorni e non possono neanche mangiarla tutta sta roba qua. Però è un'offerta che alla cooperativa bisogna pagare, perché non ha gente in cucina che lavora. Ora è chiaro che dietro a questo però si nasconde un altro rischio importante: i tagli all'occupazione. Quindi noi nelle nostre riflessioni, che non possiamo fare come fanno Roma o la Regione in termini generali, no? Bisogna azienda per azienda vedere i capitoli di spesa, le voci di risparmio e le riorganizzazioni possibili, cercando di non incidere sui posti di lavoro. Lo stesso sulla legge per la non autosufficienza, perché abbiamo soldi pochi e, come diceva prima, spesi male, perché molto spesso vengono usati per chi ha meno bisogno, in quanto non si guarda al reddito familiare. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? No. Bene, attendiamo un attimo. E c'è anche poi il problema di quelli che in realtà problemi non ne avrebbero, ma riescono ad avere dell'assistenza anche in questo caso, come sono certo. i falsi invalidi. Pronto? Questa è una eccolo qua. furberia. Pronto? Con chi parliamo? Sì. Pronto? Sì, noi siamo qui. Con chi parla? Sì. Buongiorno, sono Rizzonti a Torre sul Brenta. Buongiorno, ci dica. Segretario, buongiorno, sono Rizzonti. Senta una cosa. Notiamo un notevole ritardo nella concessione dell'indennità, del pagamento della concessione di indennità di pagamento negli ultimi mesi. Si arriva anche a 10-11 mesi. C'è una risposta per questo? Grazie, grazie. Dopo un'altra cosa. Prego. Un'altra cosa, sull'esenzione ticket ancora ha colpito ancora gli anziani, perché non si denuncia più l'ISE, ma si guarda l'IRPEF. Altro degli aspetti. Ecco. Bene, adesso Sì, rispondiamo. immagino- Grazie per la telefonata. Immagino che il signor Rizzon volesse parlare dell'indennità di accompagnamento. Mi parla aver capito. Sì. Sì, il problema Vediamo di cosa si tratta innanzitutto. Allora, l'indennità di accompagnamento è quella indennità che viene assegnata a chi viene dichiarato non autosufficiente, invalido, diciamo, ecco, Sì. perché è più esatto, E quindi, come si diceva prima, può 100%. essere sia una persona anziana che non anziana. che non anziana. Il problema più generale dell'indennità di accompagnamento è un problema di, come dire, mala gestione di una risorsa notevole a livello nazionale. Mi spiego. Lo Stato spende per l'indennità di accompagnamento 18 miliardi di euro. L'indennità di accompagnamento viene data senza un criterio che guardi al grado di invalidità della persona e alla capacità economica della persona, per cui, che so, al miliardario viene data tanto a quanto al poveraccio. Ah, in questo caso non esistono... Non esiste, quindi non esiste lei ISE. capisce che ci sono 18 miliardi di euro distribuiti a pioggia, senza nessun criterio, che se riuscissimo in qualche maniera a mettere in piedi almeno criteri di tipo economico. Questo stanziamento soddisfa le esigenze? È sufficiente? Assolutamente no. Per cui sarebbe il caso di razionalizzarlo. Sì, per perché dire. l'indennità di accompagnamento è attorno ai 488 euro, mi pare sia. E ovviamente se uno è una non autosufficiente grave non gli sono sufficienti, mentre a quello che, voglio dire, ce l'ha comunque, qui c'è tutto il problema dei falsi invalidi. Sono tanti falsi invalidi anche in Veneto? Questo non lo Non sappiamo. si sa, per quella che è la vostra esperienza, vi chiedo. Oddio, qualcuno l'hanno beccato, voglio dire, ma non è che è possibile quantificarli, Sì. per cui insomma sicuramente c'è un criterio di assegnazione dell'indennità di accompagnamento che non è un criterio obiettivo e quindi queste risorse, a parer nostro, sono risorse anche sprecate. C'è il problema che poneva il signor Rizzon è un altro invece, che è quello che dal momento in cui uno viene dichiarato invalido al momento in cui riceverà l'indennità passa anni, a volte
il cittadino sentito. fa in tempo a morire sostanzialmente. Questo è un problema che abbiamo affrontato e che in passato in Regione avevamo in parte risolto, nel senso che la Regione anticipava l'indennità. Adesso con la crisi che c'è purtroppo siamo ancora di nuovo in... Dunque parliamo della manifestazione. Dopodomani a Mestre scendono in piazza CGIL, CISL e UIL dei pensionati. No? Quali sono le vostre proposte? Le nostre proposte sono sostanzialmente quelle che Abbiamo appena detto. Che abbiamo appena detto. Noi chiediamo con fermezza a questo punto e non siamo disponibili a fermarci se non viene intanto applicata la legge sulla non autosufficienza. Quindi bisogna che la Giunta regionale definisca i decreti attuativi della legge che oggi non ci sono. In secondo luogo vorremmo o vogliamo che quel taglio di 126 milioni rientri definitivamente, perché altrimenti è chiaro che noi non possiamo accettare un taglio così vistoso sulle spalle della parte più debole della nostra società. Questa è una cosa che noi non accettiamo e sulla quale siamo disponibili ad andare avanti. Il giorno 6, dopodomani, A Toniolo. al Teatro Toniolo di Mestre sarà un giorno di lotta, se volete, ma è una cosa che noi intendiamo continuare, non è che ci fermiamo. Insomma, ecco, quali possono essere le iniziative future del sindacato? Lo chiedo a lei, segretario. Se non venisse richiesto, o comunque questa manifestazione non sortisse gli effetti sperati. Allora, innanzitutto va detto che come manifestazione ha lo scopo di riunire anche le persone in una sede dove si fa l'analisi della situazione, si raccolgono non solo le proteste ma si fanno anche le proposte da girare poi agli interlocutori. Quello che deve essere detto è che è chiaro per la Regione quale posizione abbiamo noi come CISL in questo caso, ma unitariamente nelle azioni che facciamo con CGIL e UIL rispetto a queste problematiche, perché non è accettabile che in una situazione di crisi così grave come quella che stiamo vivendo, anziché mettere in atto interventi anche di lotta alla povertà e sostegno alle famiglie, vengano tagliati quei pochi interventi che sono un minimo di sostegno per contribuire alle grandi onere che devono vivere le famiglie per farsi carico di anziani non autosufficienti e di disabili, che poi i disabili, molto spesso si parla di disabili giovani e che quindi ne hanno un problema per tutta la vita, quindi è un investimento importante che va fatto su queste persone. Quindi o va rivista il welfare come una priorità e la tutela dello stato sociale delle persone e delle famiglie su cui investire, oppure noi è chiaro che ci muoveremo e andremo avanti con interventi successivi di protesta, sì, ma anche di presidio fisico, perché noi già con la legge non autosufficienza siamo rimasti per mesi a tirare il collo a consigliere alla volta, un assessore alla volta. E che risposte ottenevate in questi casi? Cosa vi in quel dicevano? caso abbiamo lavorato fino a che abbiamo ottenuto la legge, in questo caso sia per dare veramente attuazione alla legge fino in fondo e per non tagliare quel pezzo di Stato sociale che il Veneto finora ha garantito con un grande intervento, perché bisogna anche dire una cosa, quello che si va a tagliare oggi è quello che è stato costruito dal 2000 al 2007 come tipo di lavoro regionale, dopodiché c'è stato un mantenimento per un paio d'anni e dal 2010 in poi si sta soltanto tagliando, perché le cose stanno così 2010 oggi. Tra l'altro la crisi non era ancora esplosa in tutta la sua drammaticità. No, nel 2008 è iniziata, nel 2010 già iniziavamo in questo settore a sentire le prime crepe, tant'è che ogni anno c'è il problema di mantenere le risorse per le scuole materne, per gli asili nido, i contributi eccetera, perché c'è il solito problema che il sociale non è soltanto questa partita ma è ampio, gli aiuti alle famiglie povere, cioè tutti interventi che rischiano di essere tagliati, cioè, se il ragionamento è non ci sono soldi tagliamo, allora tanto vale dire che l'Italia è un paese che non garantisce nessuno stato sociale, né pubblico né privato, ognuno si arrangia da sé e questo noi non lo possiamo accettare, quindi questo è un inizio di una mobilitazione che porterà il sindacato ad andare fino in fondo su questa partita con la Regione. Certo, a partire naturalmente, siamo in chiusura del nostro appuntamento, da martedì, e io lascio l'ultima parola a lei Berti, da mercoledì scusi, martedì e domani, da dopodomani sì. al Toniolo di Mestre. Dopo mercoledì noi intendiamo continuare la nostra vertenzialità sul territorio, quindi faremo assemblee sul territorio, faremo sit-in, distribuiremo volantini per sensibilizzare la gente, ma poi se la cosa non si risolve dovremmo arrivare ad una grande manifestazione regionale in piazza sostanzialmente, vedremo quale piazza, ma dovremmo arrivare a questo.
Ovviamente, siccome i pensionati non possono far sciopero, noi abbiamo solo l'arma della manifestazione, sì. Quindi rispetto a questo continueremo, insomma, ecco. Bene, dunque noi siamo giunti al termine di questa prima puntata di Linea Diretta. Ringraziamo i nostri ospiti, Adolfo Berti, segretario dei pensionati della CISL per il Veneto, e grazie Berti per essere intervenuto e buon Grazie lavoro per la sua attività, e Sabrina Dorio, segretario della CISL del Veneto. A voi telespettatori, l'appuntamento è rinnovato a domani sempre alle 13:15 qui su Rete Veneta. Arrivederci.